Un comune molto sportivo della provincia di Treviso è sicuramente Arcade. Gli abitanti sono poco più di 4.000, ma le discipline praticate in paese sono davvero molte. Abbiamo parecchie società sportive, la polisportiva è l'aggregazione più consistente, però copriamo praticamente una decina di discipline, ci sono tantissimi bambini, per cui delle belle prospettive. Qualche atleta anche che si è già posizionato a livello provinciale nel ciclismo e anche a livello nazionale nel karate. E ad Arcade ad inizio giugno si è celebrata la consueta Festa dello Sport, una 2 giorni in cui tutti gli sport praticati in paese hanno messo in bella mostra la propria attività ed i propri atleti. L'obiettivo che si pone questa Festa dello Sport è quello di valorizzare tutte le discipline sportive, valorizzare gli spazi dove vengono praticate queste discipline sportive, con l'obiettivo dello stare insieme, di confrontarsi dentro e fuori il campo. Non è perciò necessaria una grossa popolazione per organizzare begli eventi. Tanta passione e competenza, ecco gli ingredienti del menù sportivo di Arcade. Arcade, ricordo, è uno di quei comuni, 95 della provincia di Treviso, che grazie all'impegno di persone preparate e competenti che hanno la grande passione nell'attività sportiva e il volontariato disponibile, promuovono una cultura sportiva diffusa nella comunità di Arcade. E grazie a questo contributo fanno dire oggi che la provincia di Treviso è la provincia più sportiva d'Italia nel rapporto abitanti e numero di tesserati. Il bell'impianto sportivo di Arcade è il tempio della polisportiva, che con la pallavolo ha conosciuto di recente i propri palcoscenici maggiori. Sì, la pallavolo a Arcade è sicuramente radicata da molti anni grazie al suo presidente Bettiolo, il quale recentemente ha anche rinnovato parte del suo direttivo portando forze nuove all'interno di questa società, che sicuramente come la pallavolo a livello provinciale, il secondo sport della provincia, altrettanto fa bene in ambito comunale. La prima squadra di Arcade ha terminato il campionato quarta ed è in attesa dei responsi dei ripescaggi per sapere se prenderà parte al prossimo campionato di Serie C. La stagione è andata abbastanza bene, sicuramente meglio di quanto ci aspettavamo. È solo che il nostro destino ancora non lo sappiamo perché stiamo aspettando i risultati ufficiali e quindi di sapere se saremo promossi in Serie C o meno. Non solo pallavolo però all'interno della polisportiva Arcade. Ecco quali sono le altre discipline praticate. Il karate, il mini basket, il calcio a 5, il volley amatoriale misto. E poi abbiamo altre attività ricreative, diciamo così, che sono per le donne e per gli anziani, insomma, ecco. Ma passiamo ora all'esterno. Ad Arcade si gioca anche a calcio con la società Arcade 2000. Con un gruppo di ragazzi abbiamo ripreso in mano solo il settore giovanile. Cammin facendo abbiamo dovuto cercare collaborazioni e benvenuta quella con il Nervesa Calcio, in quanto si è avuta la possibilità di poter fare tutte le categorie. Ecco appunto la collaborazione con il Nervesa, società che ha appena vinto i play-off ed il prossimo anno giocherà in promozione. E ora, dopo 4 anni di collaborazione, vantiamo un numero di iscritti circa 170. Questo ci ha permesso, e con società che lavorano con lo stesso tipo e con lo stesso metodo. Attività lunga 12 mesi, ad Arcade si gioca a calcio tutto l'anno. Ogni giorno bisogna essere qua per tenere i campi in ordine, per le strutture e tutto quanto, e dopo quando finisce l'attività dobbiamo mantenere sempre in ogni caso i campi, la segata all'erba, tutte le strutture, e quindi in modo che quando si riprende sia tutto a posto e si ricomincia fino all'annata successiva. Ed infine ci sono anche gli amatori, 35 ragazzi ed un bel torneo che si è tenuto proprio durante la Festa dello Sport. Il nostro torneo è il quinto torneo Mosè Gruppo Pagotto, terzo Memorial Giordano Zussa. Hanno partecipato 5 squadre, il calcio amatori Conegliano Bambini nel Deserto, calcio amatori Catena, calcio amatori Pero, calcio amatori Viesnadello e noi dell'Arcatown Amatori Calcio Arcade.
Una formula innovativa quest'anno perché oltre alla fase a gironi quest'anno abbiamo sperimentato una finale terzo o quinto posto alternativa con un triangolare che ha visto partecipare le squadre dal terzo al quinto posto e quindi è stata una cosa un po' innovativa per noi quest'anno. Passando allo sport del ciclismo, in provincia di Treviso il movimento è molto vasto. Come ci spiega il presidente della federazione provinciale, ad Arcade si pedala molto, a tutte le età. Un piccolo comune come Arcade riesce ad avere due importanti società che fanno attività ciclistica, una che fa attività giovanile e donne, che abbiamo visto proprio questa mattina una bellissima manifestazione con 360 giovanissimi, e poi abbiamo un'altra che fa attività amatoriale o cicloturistica ad alto livello e che organizza anche una gara agonistica nel mese di agosto e che quest'anno sarà valida anche per il campionato provinciale. Da 20 anni Arcade annovera anche un gruppo nutrito di praticanti di karate. Ad oggi gli iscritti sono 60 ed i risultati sono assolutamente interessanti. Noi nel corso di questi anni siamo riusciti ad avere agonisti molto importanti che si sono distinti anche non solo a livello italiano ma anche a livello internazionale. Attualmente nel nostro vivaio abbiamo diverse ragazze che si stanno formando e hanno avuto risultati a livello italiano per quello che riguarda il kata, e un piccolo gruppo degli adulti, anche un piccolo gruppetto di ragazzi che sono promettenti per quello che riguarda il combattimento. Speriamo che negli anni prossimi diano anche loro buoni risultati in modo che anche il karate ad Arcade continui ad esistere e anche la polisportiva, il comune e tutta la gente qui del paese sia contenta di avere un'attività del genere qui in paese. Il comune di Arcade, fra l'altro, ha visto crescere negli ultimi anni la propria popolazione e di conseguenza la richiesta di servizi sportivi. Arcade è arrivata quest'anno a 4.400 abitanti. Tenete presente che 15 anni fa non eravamo neanche 3.000 abitanti. Questo presuppone un grande sforzo verso lo sport, verso gli spazi che dobbiamo ricreare e rifondare. La festa dello sport si è conclusa con un bellissimo saggio da parte dei piccoli atleti e dei bambini della scuola materna, che in un percorso creato ad hoc hanno dato dimostrazione di sapersi destreggiare in tutti gli sport praticati ad Arcade. Direi che a conclusione di queste 2 giornate di sport possiamo essere molto contenti, sia noi amministratori che abbiamo organizzato la festa assieme alla polisportiva e a tutte le associazioni sportive di Arcade. Direi che è stato un ottimo risultato, come dicevo prima, 150 bambini si sono esibiti ieri della scuola materna, stamattina 310 atleti si sono cimentati nella gara ciclistica per i più piccoli, organizzata dal nostro gruppo Young Team, coronata poi nel pomeriggio con le gare regionali finali di volley e con la cerimonia di chiusura finale questa sera, che c'è stata un po' la dimostrazione di tutte le discipline sportive presenti nel nostro paese.